Parliamo ancora di matrigne malvagie, con voi, o indagatori di menti oscure. Dopo aver parlato di Lady Tremaine, discutiamo di Grimilde, la perfida maga così ossessionata dalla sua bellezza da parlare col suo specchio, ordinando addirittura che la figlia sia uccisa perché è colpevole di essere troppo bella. E prima di addentrarci, diteci quale villain volete analizzato nel prossimo video. Cliccate sull'apposito sondaggio qui e se vi steste domandando del perché i video di Zelcor e Lilletta siano leggermente differenti, è per evitare che YouTube pensi che i due si stiano copiando a vicenda. E se siete pronti adesso, andiamo! Fra tutte le donne malvagie che si sono susseguite sul grande schermo, la regina di Biancaneve è certo una delle meglio ideate, una figura di grande impatto e di perfidia sopraffina, degna controparte per bilanciare la personalità latte e miele della figliastra. Tale personaggio, comparso nel 1938, ha il ruolo di capostipite di tutti i villain della premiata ditta e probabilmente è anche il più ricordato. Bisogna approcciarsi alla regina dimenticando che ella fa parte di un film per ragazzini, in modo da poter gustare appieno tutte le sfumature della sua mente malvagia. Innanzitutto, come nel caso di Malefica, la regina commette cattiveria fine a se stessa, o per motivi che a una persona sana di mente potrebbero sembrare futili. Questa donna è infatti invidiosa, in modo patologico, della bellezza di Biancaneve, malgrado lei stessa sia dotata di grande fascino e avvenenza. Inizialmente, per contrastare la beltà della figlia adottiva, la regina la farà vestire di stracci, obbligandola ai lavori più umili e degradanti. Ma quando quel merlo del suo specchio magico le porrà di fronte la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità, ossia che la fanciulla ormai è diventata Miss Disney 1938, anche l'ultima vena che portava ossigeno alla testa della nobildonna si chiude e questa prende la decisione che ogni matrigna al suo posto avrebbe scelto per far fronte alla situazione. Ingaggiare un cacciatore per accompagnare Biancaneve nel bosco, farla pugnalare a morte e tenersi il suo cuore come ricordo in un grazioso cofanetto, probabilmente comprato proprio per tale scopo. La prima cosa che salta all'occhio, analizzando questo personaggio, è un narcisismo malsano, un'ossessione per la propria bellezza che, vivendo noi in un'era dove le apparenze sono praticamente la sola cosa che conta, non è poi da considerare tanto banale. Se fosse vissuta ai giorni nostri, la regina avrebbe dilapidato patrimoni interi nell'affannoso tentativo di mantenere la propria grazia, cosa che purtroppo molte persone fanno realmente. Questa vanità distorta conduce la regina ad un comportamento che, in un certo qual modo, è molto triste. Ella, infatti, è talmente angosciata dallo splendore di Biancaneve da non accorgersi delle proprie qualità, come se l'avvenenza di un'altra donna potesse intaccare la propria. C'è una vena di disperazione nel suo agire, un po' come se il fatto che Biancaneve sia in vita le procuri un dolore insopportabile. La sua figura è di una bellezza fredda, statica, importante. Le sue movenze sono calcolate, lente, il suo abito è pesante, quasi un bozzolo. Ciò la fa assomigliare a una magnifica statua, un'opera d'arte vivente, ma sotto tanta maestosità si cela un cuore spietato, crudele, facile all'ira e assolutamente incapace di accettare l'idea che qualcuno possa esserle superiore. Una menzione speciale va anche al laboratorio alchemico posto nei sotterranei del castello, perché nelle favole, se oltre a essere regina non hai 2 o 3 lauree in stregoneria e negromanzia, ma anche un ognomo ti prende sul serio. E quindi vediamo la nostra elegantissima villain
aggirarsi fra alambicchi, serpentine, pozioni e libri antichi, preparando con esperienza consumata un filtro i cui effetti vagamente psicotropici ci offrono una scena che definirla inquietante è un delicato eufemismo. Sotto certi aspetti, dopo aver bevuto l'intruglio che la tramuterà in una vecchia orribile e storpia, la regina non subisce una vera metamorfosi, ma esterna solo il suo aspetto interiore. Diventata un'orribile megera, il suo carattere sofisticato e freddo subisce un mutamento repentino, facendosi agitato e isterico. Le sue movenze lente ed eleganti lasciano posto a gestualità più rapide e teatrali. Le sue emozioni e la sua invidia si fanno più evidenti. Benché questo sia un film rivolto ai bambini, la scena in cui la strega e Biancaneve si trovano da sole in casa è da pelle d'oca. Gli sceneggiatori e gli artisti hanno dato il meglio di loro nel far emergere un climax emotivo sempre più teso e vibrante, durante il quale la regina inganna l'ingenua figliastra. È quasi tangibile la bramosia sul deforme volto della vecchia, il suo trionfo crescente e la sua insopprimibile esplosione di gioia sadica quando infine la fanciulla morde il frutto avvelenato. La regina di Biancaneve rappresenta qualcosa di tristemente iconico, il considerare le virtù e le qualità altrui come un qualcosa di compromettente, il rifiuto che qualcuno possa essere migliore, il voler primeggiare anche a costo di comportarci in maniera sleale o apertamente distruttiva. Non a caso, infatti, la regina affermerà di essere lei la più bella proprio quando non è bella per nulla, a testimonianza che invidia, cattiveria e narcisismo sono i veri fattori che intaccano la nostra libertà.